Buon pomeriggio signori e signori, io sono Lord Perso, bentornati qui con la Lega di Matteo Saltini. Una regione, un partito, una guida, un ordine cavalleresco di una regione del mondo che ha portato l'innovazione sfrenata tecnologica, che ha portato a sua volta alla conquista dello spazio intorno a lei. E ragazzi, Matteo Saltini adesso con la scorsa puntata ha colonizzato un mondo che è la Terra Santa, fondamentale per portarci sopra i Padani o essere utilizzata come... No, vabbè, Terra Santa è... Anzi, più che Terra Santa avrei dovuto scrivere Terra Promessa. Dai, lo cambiamo. Terra... Sì, dai, facciamo Terra Promessa. Una terra promessa. Scusate, vi stavo dicendo che qui, cioè raga, fa straridere perché c'è politicamente sicuro come perk, diciamo, come caratteristica del pianeta. Questa cosa qua mi fa spaccare. È vero che è qualcosa che noi abbiamo attivato, però mi fa ridere questa cosa, che sulla terra promessa ci sia politicamente sicuro, mi fa morire. Comunque, altra cosa, potenzialmente qua è da investire per fare una colonia, ma ragazzi non abbiamo sufficienti beni di consumo, anzi siamo in negativo. Potremmo acquistarli, ma siamo messi male anche per quanto riguarda il mercato. Abbiamo poche risorse, poche risorse, poca popolazione, però costruire una colonia qui è fondamentale perché abbiamo qui vedete velocità di crescita della pop più 10%. Questo è tanta roba, quindi va subito conquistato. Nel frattempo stavo vedendo che questa nave scientifica guidata da Luca Zaio stava per andare ad analizzare queste anomalie, ma in realtà perché? No, io voglio che vada a ispezionare i sistemi intorno a lei. Non mi ricordo per quale motivo le avevo stoppata. Mi sembra per un discorso che non riusciamo a passare da questo nodo, ma adesso vedo che si riesce, quindi assolutamente la andiamo a analizzare. Questa con Cencio sta analizzando gli ultimi pianeti rimasti da questo settore. Va bene, possiamo riprendere il gameplay. Qui abbiamo una nave costruttrice che sta costruendo un altro avamposto e poi pian piano ci espanderemo. Io mi ricordo che era importantissimo arrivare su Sindar IV, dove c'è questa popolazione, perché la popolazione era abbastanza avanzata e non volevo spawnasse come nuova potenza, quindi dobbiamo stare attenti. Mentre invece qua, come ci dice questo pop-up, gli altri che sono a livello atomico come età, quindi vicini tra l'altro anche loro a sviluppare la possibilità di espandersi nello spazio, li abbiamo già tenuti, li stiamo già tenendo sotto controllo. E avevo mandato anche una spia, se vi ricordate, che, esatto, vedete che sta facendo le varie missioni. Ok, cosa ci dice questo pop-up? Ok, media consapevolezza. Ok, allora io direi... Vediamo un attimo di gestire... non possiamo ancora farlo. Volevo gestire la loro conoscenza, i nostri confronti, perché dobbiamo ancora capire. Anzi, scrivetevelo nei commenti voi cosa fareste, cioè come si comporterebbe la Lega di Matteo Saltini in questo caso. Cioè abbiamo scoperto una civiltà che è tecnologicamente inferiore a noi. Che cosa facciamo? Cosa facciamo? Fatemelo sapere nei commenti. Allora, intanto, anche perché poi devo decidere effettivamente cosa fare, ragazzi. Non è una roba così. Intanto abbiamo scoperto un wormhole naturale. A immagine del sistema di Viriac abbiamo scoperto quello che sembra essere un fenomeno subspaziale naturale. Si è verificata una lacerazione del tessuto spazio-temporale che ha portato alla creazione di un wormhole, ragazzi. Andiamo a vedercelo. Ah, qua. E abbiamo anche delle amebe. Vi ricordo che abbiamo aperto la... Wow, qui c'è un wormhole, ragazzi, qua bisogna stare attenti. Vi ricordo che abbiamo aperto l'era della caccia alle balene e quindi io direi di andare a caccia di balene. Qua abbiamo 658 di potenza. Ok, va bene, dobbiamo capire come affrontare questa cosa, perché noi non abbiamo una flotta così potente. Ah no, 781 in realtà sì, ce l'abbiamo, però io vorrei
potenziarla ancora un po'. Quindi sprechiamo purtroppo, anche se ne facciamo poche, un po' di leghe, e andiamo a costruire un'altra nave e poi andiamo a visitare queste balene. Soffia! Mi verrebbe da dire. Questa nave qua purtroppo la dobbiamo lasciare qui perché non ha tanta esperienza il nostro Cencio Furlan, quindi non possiamo fare chissà cosa. Qui intanto continuiamo a trovare roba, benissimo. Allora, abbiamo scoperto una nuova forma di vita nel sistema Icni. Icni. Sembra Tuputerru. Allora c'ho Dagheso, Pasaghella, Parrasanna, Apino, Gusunilla, Fassina, Cassacarragno, Franco, Parignalala. Anche se chiamarla forma di vita potrebbe non essere corretto. Le entità sembrano essere completamente automatizzate, droni meccanici costruiti esclusivamente per qualche scopo industriale sconosciuto. Le osservazioni continueranno, ma poiché è probabile che queste macchine siano programmate con protocolli difensivi, sarebbe prudente andarci piano. Va bene, continuate a osservare, ma con cautela. Ma dov'è che stanno queste macchine, scusate? Ah, qua. Ok, qua. Perfetto, va bene. Minaccia aliena e stazione spaziale. Va bene. Ce ne faremo una ragione. Allora, vediamo. Ok, altra nave fatta. Direi che abbiamo abbastanza punteggio per poterle affrontare. Quindi andiamo a caccia di balene. Qui lo ignoriamo per adesso. Il nostro Roberto Vannaggi si porterà in questo sistema e darà la caccia alle balene. Ah, che belle cose. Ah, ragazzi, non vedo l'ora di arpionare un po' di balene spaziali. Anzi, di meduse in realtà, perché non sono balene, sono meduse. Mi piacerebbe anche costruire un'altra nave da costruzione, ma non abbiamo grano, non abbiamo niente per fare tutto questo. Intanto continuiamo a scoprire qui, vedete qua c'è un'altra via di passaggio, quindi fondamentale bloccare subito Cidar. A prendercelo. Qui abbiamo cosa? Stazione spaziale aliena. Wow, quante robe che abbiamo, ragazzi. Tanti nemici. O potenziali minacce. Tanto andiamo avanti anche con una velocità. Allora, lande gelide, Luca Zaio. I sensori rilevano un'attività inaspettata in un punto isolato della superficie ghiacciata di Foldora quinto A. Andiamo assolutamente a studiarlo. Una ricerca facile, ci spiega anche poco, assolutamente va fatto. Ok, ragazzi, eccolo qui Vannaggi. Vannaggi che si lancia contro le nostre medusine, perché largo al progresso. Eccolo qua, il conflitto, lo scontro. Abbasso un po' la velocità così ce lo godiamo. Eccolo qui lo scontro. Signori. Signori, guardate come vengono arpionate queste medusine. Ne è rimasta solo una molto grande, ma direi che 11 contro 1 è anche difficile per lei colpirci, quindi gli abbiamo tolto la corazza, quindi stiamo adesso per farla fuori, per portarcela in tavola. Per portarcela in tavola. Allora, tra l'altro, salato! Sì, signori, sembra fatto apposta. Salato. La nave scientifica Space Y Discovery non ha trovato alcuna origine per le strane letture rilevate su Faldora quinta A. È probabile che si trattasse solo di semplici echi di sensori. Tuttavia, l'ufficiale scientifico Luca Zaio, uno chef gourmet autoproclamato ad appassionato di storia, ok, va bene, sostiene di aver fatto una scoperta importante in quel luogo. Ok, questa roba è nuova, che sia uno chef. Un deposito di minerali che si trova negli strati superficiali del ghiaccio, che sarebbe presumibilmente correlato con il sale stellare, un ingrediente fondamentale di molti piatti tradizionali celtici. Ah sì? Che si credeva esaurito su Padania Libera, la terra. Gli storici della cucina sospettano da tempo che questo condimento minerale non sia originato dal nostro pianeta, e la scoperta dell'ufficiale scientifico su Faldora quinto A dà credito a questa teoria. Che il sale analizzato e sintetizzato abbia effettivamente il sapore dell'antico sale stellare celtico non conta molto. La sola idea di far rivivere i cibi tradizionali con ingredienti così simili è destinata a entusiasmare la nostra economia e i nostri palati. Saporito. Ci aggiunge più 5 di felicità. Wow. Perfetto, ragazzi. Abbiamo riaperto anche i ristoranti. Ah, che bello. Dopo l'agricoltura passiamo alla ristorazione. È tutto perfetto. Intanto qui abbiamo dato la caccia. Benissimo, torniamo a curarci.
e andiamo a studiare progetti di ricerca. Perfetto, ci dovrebbe dare poi dei perk, delle migliorie, adesso scopriamo quali. Nave precipitata, l'imbroglio, un altro registro del primo ufficiale, Itar. Mi sono confrontato con Zarbla riguardo il trasmettitore su spaziale. È venuto fuori che stava solo mettendo assieme una massa di cianfrusaglie. No, raga, e cavi dentro una tanica vuota, non è nemmeno un vero ingegnere. Pirvax ora perde i liquidi dal mesotorace, sicuramente morirà presto, lo invidio. Ragazzi, che brutta storia questa. Che brutta storia. Non so se vi ricordate quello della nave precipitata, dove avevano fatto fuori il comandante che era un incapace. E adesso poracci stanno morendo dentro questa nave. Lo leggiamo dai registri. Che brutta, veramente, che brutta storia. Però ragazzi, così è la vita. Guardate che bello questo sistema. Ve lo metto. Guardate che bello, ragazzi. Guardate che bello, bellissimo. Peccato che non ho la mod della telecamera attiva, perché però guardate che figata. Bellissimo, scusate. Allora, abbiamo finito di costruire qui quello che dovevamo, e io direi a questo punto di partire subito con la costruzione dell'avamposto qua, perché ce li dobbiamo andare a studiare e tenere sotto osservazione, perlomeno. Cioè, almeno io penso che la Lega farebbe così. Poi vedremo. Attenzione, abbiamo trovato... ma è un buco nero che spawna robe. No, ragazzi, no. Qua abbiamo trovato il santo graal delle meduse o delle balene. Il cimitero delle balene abbiamo trovato, ragazzi. No, allora, niente, spingiamo via la nave, perché tanto è inutile, non studierebbe nulla se ogni 2x3 escono questi dal wormhole. Quindi usciamo anche noi. Wow, ragazzi, adesso abbiamo aperto i contratti per le meduse spaziali, per le balene spaziali, assolutamente. Cioè, qua facciamo i big money, i big money. Solo che non possiamo studiarci i detriti, quello non riusciamo a farlo. Dovremmo provare magari a riandare lì con la flotta, vedere se... però è un po' un casino. Oh, ragazzi, finalmente il primo pop-up della storia che vi voglio raccontare. La storia sui cavalieri, che è una storia particolare. Particolare perché ci racconta la storia del futuro della Lega di Matteo Saltini e dei suoi cavalieri. Cavaliere Randall Wheeler, il tuo comportamento sconsiderato ha quasi portato alla morte 5 tuoi compagni cavalieri. Tu hai un cuore puro, i tuoi obiettivi sono nobili, ma le trasgressioni contro l'ordine non possono essere trascurate. Il cavaliere comandante fu duro e severo. Intorno a lui erano presenti tutti i cavalieri in carne ed ossa, o tramite gli ologrammi. Rimasero in silenzio mentre il comandante parlava. Con i miei poteri ti privo del titolo di cavaliere, ti bandisco dall'ordine. Che il destino abbia pietà di te. Quindi iniziamo subito malissimo, ragazzi, la storia del nostro cavaliere Randall Wheeler, che è stato proprio bandito dall'ordine. Randall Wheeler si inchinò, depositò le insegne dell'ordine sul pavimento dell'hangar, poi si voltò senza dire una parola e salì a bordo di una piccola nave. Le cronache successive riferiranno che il cavaliere bandito Randall Wheeler sapeva che la sentenza era giusta, ma questo non servì a lenire il suo dolore. Quando per tutta la vita si è stati al servizio dell'ordine, esserne tagliati fuori è come perdere un arto, vero? Come aveva fatto tante volte in precedenza, Randall Wheeler volò fuori dall'hangar della fortezza e verso il grande al di là. Questa volta non ci sarebbe stato ritorno. Ragazzi, il nostro cavaliere, Randall Wheeler, ci saluta, e forse la sua storia è finita qui, o forse continuerà, ragazzi, chi potrà saperlo. Intanto vediamo la nostra flotta che recupera un po' di forze, un po' di potenza. Io a questo punto la potenzierei ancora, quasi quasi, perché la caccia alle balene spaziali è appena cominciata. Abbiamo il racconto del cavaliere di Randall Wheeler, il saggio. Cacciato dall'ordine, Randall Wheeler si fece strada nelle profondità di una nebulosa. In una missione precedente, insieme al suo scudiero, incontrarono un saggio che viveva su una luna isolata. Grande era la sua conoscenza e i più grandi i suoi poteri, poiché apparteneva a una congrega di streghe del velo. Randall Wheeler aveva bisogno di una guida e sperava di trovare conforto nei consigli del saggio.
Le storie raccontano che Randall Wheeler rinunciò alle sue armi e trascorse mesi tra i suoi studenti. Su questa luna i valori dell'ordine contavano poco e sebbene la cavalleria fosse rispettata, non era fine a se stessa. Molte erano le lezioni impartite dal saggio, ma l'ambizione di Randall Wheeler era di una sete inestinguibile. La missione chiamava e Randall Wheeler avrebbe risposto ancora una volta. Era notte fonda quando il saggio venne a fargli visita. Gli riconsegnò le armi che il cavaliere aveva abbandonato insieme a un cristallo di dati. Il tuo scudiero è in grave pericolo. Tu non sei più cavaliere, ma la vita del giovane è nelle tue mani. Vai ora! Nebulosa perigliosa ti aspetta. Ragazzi, vediamo Randall dove ci porta allora a questo punto. Il partito è stato eliminato dall'ordine, ma il suo cuore è rimasto per la congrega. Ragazzi, cosa non fa la Lega di Matteo Salvini nel cuore delle persone, delle genti? Intanto abbiamo sviluppato finalmente impianti di assemblaggio robot e anche la funzione lavoratori robotici. Ottimo, questa roba è interessante. Adesso andiamo a sbloccare qualcosa. Mi piacerebbe sbloccare l'habitat per potenziarlo al massimo, però in realtà noi abbiamo altre priorità. Per esempio le corvette non sarebbe male, anche perché con il discorso che è stata aperta la caccia alle balene spaziali, direi che diciamo che c'è il grano che gira in quei punti lì. Allora, qui siamo sotto, wow, siamo sotto di leghe, non possiamo neanche andare a costruire una mazza. Andiamo a fare allora una torre di osservazione e poi vediamo il da farsi. Siamo un po' poveri, anche se di risorse ne abbiamo acquistate un po'. Le informazioni portarono Randall Wheeler a un campo di asteroidi. Ancorata a una delle rocce più grandi c'era la Damigella, un'antica corvetta. Accanto ad essa un'altra nave dell'ordine segnava la presenza di un cavaliere. Il suo segnale di soccorso era preoccupantemente attivo. Randall Wheeler entrò con cautela nel teatro di quello che sembrava un combattimento brutale. I colpi recenti di armi antiche e moderne erano disseminati nelle pareti e i frammenti di robot erano sparsi in giro. Poco più avanti i resti senza vita di un cavaliere dell'ordine e le tracce di un padano ferito attirarono Randall. In profondità il cavaliere esiliato trovò un corpo in stasi, il corpo del suo scudiero. I monitor hanno mostrato che il giovane Jumane Mbajiwa, no vabbè, allora ragazzi, Jumane Bajiwa come nell'ordine dei cavalieri non si può sentire, non si può sentire. Era ferito ma stabile. Tuttavia, quando Randall Wheeler si avvicinò, i sistemi di sicurezza della nave si attivarono. Una voce agghiacciante risuonò: allontanati, predone, non sei benvenuto qui. Non usare le armi, non sono un predone. Ah, attenzione. Fammi dare un'occhiata a te. In effetti, vi prego di accettare le mie scuse per la confusione. Sono conosciuto come Sinople. Sono l'AI senziente di questa nave. Come è morto il mio compagno cavaliere? Cavaliere, dici? Erano compagni? Se sì, accetta le mie condoglianze e le mie scuse. Pensavo che l'intruso fosse un predone. Quando ho chiesto che lasciassero la nave sono diventati molto aggressivi. Molti dei miei droidi di manutenzione sono stati distrutti nel tentativo di fermarli. E il mio scudiero? Cosa gli state facendo? Il tuo scudiero mi ha fatto capire l'errore che avevo commesso. Era stato ferito nel combattimento e aveva perso conoscenze poco dopo. L'ho messo in questa stasi medica in modo tale che possa guarire. Da quando il mio equipaggio è stato rapito dai predoni mi sono sentito molto solo qui. Speravo di poter godere della compagnia del tuo scudiero per un po'. Nel frattempo spero che guarisca. Cosa hanno fatto i predoni? Sono stato hackerato e messo offline quando si sono avvicinati. Il fermato di sicurezza li ha mostrati mentre catturavano il mio equipaggio dopo una feroce lotta. Probabilmente li hanno portati in schiavitù. Le mie banche dati indicano che i predoni lo fanno spesso. Tutto questo è successo molto tempo fa. Ci sono voluti secoli per ripararmi dopo l'hack. Molte parti dei miei banchi di memoria sono ancora bloccate per questo motivo. Ma dimmi, se sei un cavaliere, qual è la tua missione? Stiamo cercando la Madonna. Ho diverse testimonianze di incontri con entità spaziali sante. Purtroppo la maggior parte dei ricordi è bloccata. Posso accedere all'indice delle registrazioni, ma non alle informazioni in sé.
Se ti aiuto, voglio che tu mi porti via da questa nave. Desidero ardentemente contatto con gli esseri senzienti. Mi porteresti dal tuo signore? Hai ucciso un cavaliere? No. O certamente, gentile IA. Allora, io direi che la IA potrebbe anche però fregarci, ragazzi. Potrebbe però anche fregarci. Noi ci fidiamo di portare una IA nell'ordine dei cavalieri? Questa è una scelta particolare per il nostro cavaliere. Cosa fare? Ci fidiamo di una IA che ha sterminato tutti i cavalieri e che tiene... Però effettivamente l'ha tenuto in vita il nostro amico. Vedremo come andrà avanti la storia, ragazzi, ci fidiamo. Intanto abbiamo trovato... Luca Zai ha trovato una strana formazione montuosa. Gli sforzi nel mappare la superficie di Faldora Terza hanno identificato una strana catena montuosa nell'emisfero meridionale. Non sembra avere origine naturale. Andiamo assolutamente a ricercarla. Perfetto. Qui purtroppo stiamo perdendo le informazioni. Andiamo avanti con il racconto del cavaliere. Il ritorno a casa. Il ritorno alla fortezza dell'ordine fu epocale. Lì, nella sala grande, Sinople ha rivelato di essere entrato in contatto con un'entità molto simile alla Madonna, ricercata dall'ordine. Tuttavia, gran parte delle memorie dell'IA era criptata e avrebbe richiesto molto lavoro prima che l'ordine potesse accedervi. Per quanto riguarda Randall Wheeler, non solo tornando ha messo a rischio la sua vita, ma è anche riuscito a riportare un indizio tangibile e a salvare lo scudiero Giumane Mbawa, che non si può sentire. Non si può sentire sto scudiero qua. Sto scudiero qui rimarrà a vita scudiero, secondo me. Per questa ragione il Lord Comandante ha deciso di revocare l'esilio e ha nominato Randall Wheeler di nuovo cavaliere. Ah, che bello. Non più bandito, rinasce un cavaliere. Impareremo molto da Sinople. No, io direi non più bandito, rinasce un cavaliere. Assolutamente. E ci becchiamo un po' di unità extra. Bene. Perfetto, ragazzi, abbiamo fatto la stazione di osservazione. Ottimo, che ci dà sicuramente le informazioni importanti sulla popolazione che vive in questo pianeta. E andiamo a fare anche una stazione di ricerca su questo pianeta qua. E poi vediamo di andare a colonizzare anche altri luoghi. Allora, ragazzi, si è aperto un altro pop-up. Andiamo a vederlo. Non contare i tuoi pianeti. I nostri scienziati hanno fatto una scoperta alquanto mostruosa. La catena montuosa che hanno esplorato prima era in realtà una membrana esterna di un uovo gigantesco. Non si sa quale colosso potrebbe deporre un simile uovo e quale orrore potrebbe schiudersi da esso. Apritelo o studiatelo da lontano. Io direi la Lega non penso che abbia tutta questa voglia di conoscere il diverso e il nuovo. Io direi di studiarlo da lontano. Meglio così, meglio non andare a indagare, a disturbare altre entità. Non tiriamoci la zappa sui piedi. Assolutamente. Allora, potrei, ragazzi, a questo punto andare a fare un'altra classe costruttrice, anche se ci costa 100, però sì, in realtà lo farei perché abbiamo abbastanza minerali per costruire qua sopra di recuperare delle risorse qui sopra. Io lo farei a questo punto. Anche se ritardiamo un attimo. Io direi ripartiamo alla caccia delle balene a questo punto. Ripartiamo allora lui. No, non lui. Lui lo facciamo. No, lo lasciamo andare, dai. Al massimo facciamo un altro ingegnere. Intanto costruiamo una stazione minerali sempre su questo pianeta. Visto che non è tanto affollata, sembrerebbe questo universo, per quello che l'abbiamo conosciuto per ora. Direi che possiamo permetterci anche di non pushare troppo sulla scoperta. Intanto abbiamo fatto la nostra nave. Perfetto, costruttrice. Andiamo avanti. Qui stiamo raccogliendo già risorse, sì, perfetto. Ottimo, va bene, ragazzi. Dai, vedrete che poi inizieremo a snobolare con la Lega di Matteo Saltini. Allora, signori. Siamo arrivati alle elezioni del sovrano. I candidati ce ne sono veramente tanti, però io direi che Matteo Saltini per me è la scelta migliore. No, non lo è, però per il gameplay sì, perché è la guida di Matteo Saltini che ci illumina. Quindi io assolutamente eleggiamo, sprechiamo questa unità, però eleggiamo ancora Matteo Saltini.
che comunque è sempre democratico, però... Però... Asteroidi in avvicinamento su Seie Carro IV. Un piccolo laboratorio astrometrico sulla nostra stazione di osservazione in orbita attorno al pianeta Ie Carro IV ha rilevato un asteroide di classe quarta in rotta di collisione. A meno che non si intervenga, impatterà sul pianeta nell'emisfero settentrionale con forza sufficiente a causare un evento di livello estintivo. La nostra missione... No, ragazzi, ma che etica morale, no. Perché questa cosa a livello etico e morale mi sta... No, la nostra missione di osservazione passiva in genere ci proibirebbe di intervenire, ma molti dei nostri scienziati hanno sostenuto un'eccezione in questo caso. Non fare nulla significherebbe condannare a morte certa la società Lazavatan su Seikaro IV, una situazione difficile. No, ragazzi, allora cosa facciamo? Eccolo qui, ragazzi, cosa facciamo? Lasciamo che l'asteroide vada a friggere il pianeta. Guardate come si sposta piano piano e andrà poi a distruggere. Abbiamo poco tempo per fermare questo evento. Ragazzi, cosa facciamo? Cosa facciamo? Allora, ragazzi, io non voglio prendere questa scelta morale, ve lo dico. Non voglio farlo perché non è una cosa... Cioè, la Lega qui sarebbe veramente in bilico. Salvare una popolazione sarebbe la cosa giusta, perché comunque è sempre vita. Però, ragazzi, sappiamo della diffidenza dello straniero da parte della Lega. E quindi, cosa facciamo? Io vi lascio con questo quesito. Fatemelo sapere, ragazzi. Avete qualche giorno di tempo. Poi magari farò un sondaggio. Però... fatemelo sapere voi se devo intervenire a salvare la popolazione oppure no. Oppure no. Perché è vero, potremmo anche salvarli e poi non mostrarci a loro. Però non lo so, cosa farebbe secondo voi la Lega di Matteo Saltini? Ci lasciamo con questo quesito. Grazie per essere rimasti con me. Come sempre vi ringrazio per la partecipazione e i like. Ricordatevi di iscrivervi al canale se vi piacciono queste serie che sto portando. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, ragazzi. Una terra promessa.